L'incontro tra il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che si è tenuto ieri nel pomeriggio, sembra sia andato molto bene. Fra i vari temi della discussione, dalla viabilità alla grande viabilità, dai cantieri della terza corsia della 4 alla portualità, dagli investimenti sulle strade ANAS ai cavalcaferrovia fino a tutta la partita di CAV. CAV, Concessione Autostradali Veneta SPA, per il Veneto significa un importante concessionario pubblico gestito con ANAS, che ora si occupa solo del passante di Mestre, ma come afferma Zaia potrebbe essere un grande interlocutore anche per altre infrastrutture, nell'ottica della necessità di creare una grande holding autostradale nella nostra regione. Sui cantieri della Pedemontana, Zaia ha detto che si sta per chiudere il tracciato del più grande cantiere in Italia con 94 km e mezzo di percorrenza, 36 comuni attraversati, 14 caselli, 2 miliardi e 258 milioni di investimento. A fine anno, ha confermato Zaia, avremo l'innesto sull'autostrada A27 e per la primavera del 2023 anche il completamento fino a Montecchio nel Vicentino, quando l'arteria sarà di fatto tutta percorribile. Allora siamo alla Camera, la pescheria della Camera. No, la novità è le ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica, aprire le ostriche non è diciamo facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica.